la preside più L'Istituto Ciacia oggi impegnato in questa iniziativa per la violenza contro la violenza alle donne, insieme all'Associazione Giovani Avvocati. Un momento importante per dare anche, diciamo, cognizione ai ragazzi di quello che si potrà fare. Oggi è un incontro particolarmente importante per la sua valenza formativa e anche per il contributo che l'AICA, i giovani avvocati di Agrigento, danno di esperienza, di conoscenze e di competenze ai nostri giovani e alla nostra scuola relativamente all'argomento della violenza in generale e in modo particolare la violenza nei confronti delle donne, perché purtroppo è ancora quotidianamente una delle piaghe della nostra società e sentiamo notizie di cronaca ogni giorno e quindi come scuola non possiamo rimanere inerti e dobbiamo dare il nostro contributo affinché i nostri giovani, i nostri ragazzi possano avere gli strumenti non solo per affrontare, qualora si presentassero casi del genere, nel giusto modo e superare il problema, ma soprattutto prevenirlo il problema e la scuola lo fa quotidianamente questo, lo fa nelle aule scolastiche, lo fa con i docenti delle varie discipline, educando al rispetto dell'altro, al rispetto di se stessi, educando all'apertura a una vita gioiosa, piena di soddisfazioni, gratificazioni, dove non ci sia spazio per l'odio, dove non ci sia spazio per la depressione, dove ogni ragazzo trovi la propria strada, perché un ragazzo sereno, un ragazzo tranquillo, chiaramente non sarà predisposto ad assumere atteggiamenti così estremi come quelli della violenza. Ma oggi parlarne con i giovani avvocati, parlarne con i rappresentanti della Casa di Marianna, parlarne direttamente anche con una rappresentante dell'ASP è sicuramente un arricchimento per la nostra scuola perché permetterà ai ragazzi di conoscere le giuste informazioni anche dal punto di vista del diritto, dal punto di vista degli aspetti sociali, ecco, collegati purtroppo a questa situazione. Oggi siamo qui presso l'Istituto Niccolò Gallo Leonardo Ciacia per dare vita al progetto annuale Insieme ad AIGA contro la violenza, proprio per dimostrare che AIGA è sempre in prima linea per lottare contro la violenza di ogni genere e soprattutto vogliamo lavorare sull'importante evidenza all'importanza del linguaggio e della comunicazione affinché i ragazzi e le ragazze siano in grado di relazionarsi tra di loro al fine di porre delle basi sane, solide e costruttive nel rapporto tra uomo e donna, nel rispetto reciproco e per far sì che si possano porre le premesse per il rispetto e la tutela della parità di genere. Oggi grazie ai nostri soci avremo modo di affrontare la tematica relativa al codice rosso e quelli che sono gli strumenti di tutela delle donne ma anche degli uomini che subiscono violenza, quali sono le forme di protezione che il nostro sistema legislativo prevede e anche grazie alla dottoressa ostetrica Genuardi affronteremo la tematica relativa alla prevenzione sotto il profilo del codice rosa che prevede un tipo di protocollo che è presente nel presidio dell'ospedale San Giovanni di Dio nel caso in cui vi siano delle violenze di donne che si presentano a pronto soccorso con evidenti segni di violenza. Noi crediamo fortemente in questo progetto e lo faremo in maniera trasversale facendo in modo che oggi nel primo incontro saremo noi a dare delle nozioni ma negli incontri successivi saranno i ragazzi a dare a noi gli strumenti per fare una lotta davvero di genere per superare appunto questi stereotipi e far battere questo muro della violenza far sì che chi ha paura di denunciare possa capire che ci siano persone, enti, istituzioni ma anche la stessa scuola che può aiutare in questo percorso.
Allora, oggi abbiamo deciso di organizzare un convegno insieme ad AIGA sul tema del contrasto alla violenza contro le donne, perché crediamo fortemente nel ruolo della scuola, nel ruolo dell'informazione, formazione e prevenzione diffusa. Riteniamo che gli studenti debbano apprendere l'arte di essere fragili, come l'abbiamo definita, ovvero il fatto che le relazioni debbano essere vissute accettandone anche la fine e non illudendosi che il ricorso alla violenza possa essere un modo per affrontare il dolore che va vissuto. E alle ragazze, alle nostre studentesse, cerchiamo di insegnare la capacità di autodeterminarsi, di scegliere da sé chi e come vogliono essere. La scuola ha un ruolo importante in questo e noi ogni giorno ci spendiamo perché possiamo concorrere alla formazione di una società in cui pagine tristi e sempre più frequenti purtroppo di cronaca non vengano più scritte.